Buongiorno a tutti e benvenuti nella sede del Consiglio della Regione del Veneto. Allora, un po' così, ci trema un po' la voce, parlo anche per Elena, io sono la Presidente della Commissione Cultura, Elena Ostanel la Vicepresidente, e diciamo che, almeno per quanto mi riguarda, in tema di cultura questa è l'ultima, diciamo, conferenza stampa prima dell'inizio della Par Condicio, che sarà il 9 di ottobre. E il fatto che siamo qui oggi, io ed Elena, alla chiusura a fine legislatura, sta a significare una cosa. E voglio dirla, voglio condividerla con voi qui presenti e con chi ci sta seguendo. È un modo di fare politica un po' diverso. Posso, Elena? Lo dico tra le righe, lo dico come affermazione chiusa in parentesi, però il messaggio che vogliamo dare è che quando si costruisce, specialmente poi quando si costruisce, si cerca di costruire nell'ambito della cultura, allora la forza della rete diventa un qualche cosa di assolutamente indispensabile. E in questi 5 anni, se abbiamo potuto dare alla cultura del Veneto un qualcosa in più, è stato proprio grazie alla lungimiranza che abbiamo avuto io ed Elena, ma anche all'aver saputo fare squadra, lasciando da parte quello che alla cultura non interessa. E quindi l'essere qui oggi a presentare questo progetto, sperando che chi sarà dopo di noi lo valorizzi, penso che sia una cosa, una bella cosa che lasciamo in eredità a chi, sperando di esserci, per carità, però insomma comunque abbiamo gettato il seme. Gettato il seme di cosa? Gettato il seme di qualche cosa che vede una cultura un po' allargata, non chiusa nei soliti meandri dello spettacolo che rappresenta un qualche cosa di grande, ma anche uno spettacolo che si occupa, mi riferisco al teatro dal vivo, che si occupa anche delle realtà, diciamo, minori. Quindi sempre tenendo ben presente quel concetto a me molto caro della cultura che cura. Quindi bisogna comunque avere cura, ma anche prendersi cura. E allora, per quanto riguarda la cultura, il prendersi cura vuol dire dare a tutti delle possibilità. Dare a tutti delle possibilità non vuol dire che poi tutti debbano avere garantita una riuscita, però la possibilità di poter esprimere quello che si sa fare, credo che a 360 gradi debba essere un qualche cosa che viene dato a tutti. Quindi il teatro dal vivo non è solo uno spettacolo, è una vetrina culturale, un luogo dove linguaggi, idee, generazioni si incontrano. Sullo stile di Avignone, così siamo poi partiti. E qui il teatro diventa spazio di ricerca, di scoperta, capace di dare visibilità a nuove voci artistiche, di offrire al pubblico l'opportunità di vivere un'esperienza collettiva, intensa e irripetibile. Quindi una funzione, diciamo, di piazza aperta e di laboratorio condiviso con il territorio, trasforma il teatro in un motore di crescita culturale ed economica per la comunità, rafforzando il legame tra tradizione e innovazione. Quindi, come Presidente della Commissione Cultura, insieme alla Vicepresidente Ostanel, con questo progetto abbiamo voluto gettare le basi
affinché il Veneto possa offrire la possibilità alle realtà esistenti di trovare sempre un palcoscenico. Doveva essere presente anche Arteven, che comunque ha mandato una memoria in cui dice: noi per quello che possiamo ci siamo. Doveva essere presente anche il sindaco di Stra, di cui porto il saluto, ma aveva impegni istituzionali. Saluto la consigliera delegata alla cultura del comune di Mira, Vilma Minotto, e poi Maria Francesca, assessore alla cultura del comune di Mirano. Saluto nuovamente voi tutti e lo stabile presente, che ringrazio. Saluto e ringrazio la dottoressa Bressani e la dottoressa Bernardi, perché in questo percorso, diciamo, ci hanno dato, hanno costruito, perché poi a noi vengono le idee, però poi deve esserci sempre qualcuno che ti dice: guarda, si può fare, non si può fare, puoi fare così, devi fare colà, e quindi un grazie veramente di cuore. Abbiamo il piacere di avere anche il maestro Carlo Boso qui presente, che ringrazio per la partecipazione, e poi a seguire tutti gli altri ospiti ai quali daremo la parola. Elena. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte. Prima di tutto volevo ringraziare la Presidente Scatto, ha già detto il perché siamo qui insieme. È stato, visto che è l'ultimo, conferenza stampa pubblica, la ringrazio anche perché noi dentro la Commissione Cultura abbiamo instaurato un metodo di lavoro che ci ha visto in questi anni fare tanti passi avanti, non ancora tutti quelli che vorremmo, però tanti passi avanti rispetto al fatto che, ad esempio, ricordo, siamo stata una delle uniche commissioni a votare all'unanimità la richiesta che il Consiglio, i primi anni che eravamo insediati, mettesse più fondi alla cultura. Quindi a riprova del fatto che quando proviamo a lavorare insieme dentro una commissione come quella cultura ci sono alcuni piccoli risultati che vengono portati avanti. Io penso che tanti altri se ne possano portare ancora e spero davvero che nella prossima legislatura ci sia la possibilità di dare gambe concrete al progetto che oggi stiamo presentando. Vi dico un po', in aggiunta a quello che diceva la Presidente, il motivo per cui secondo me è importante che oggi siamo qui. Fin da subito, dall'inizio della legislatura, c'è stato posto un tema, che era quello di valorizzare il lavoro delle compagnie teatrali indipendenti. Quelli che all'epoca, se ti ricordi Francesca, chiamavamo extra fus, no? Questa parola che abbiamo dovuto in qualche modo anche far imparare alla Commissione, e non solo, e quindi nel tentativo di far arrivare a riconoscimento un mondo che tante volte ha riconosciuto troppo poco e che tra l'altro sono le realtà che fanno, come hai detto, cultura sul territorio, non che lo Stabile o Arteven non le faccia, ma per me, per noi, il lavoro è stato quello di creare una filiera, cioè una filiera che dalle compagnie teatrali indipendenti, assieme al lavoro di supporto e sostegno di Stabile e Arteven, si crei un ecosistema della cultura. Questo è il messaggio, no, che abbiamo provato a portare. Quindi per me oggi è importante perché sanciamo un punto che è anche politico, condiviso, e che speriamo poi arrivi al risultato nella concretizzazione del progetto. Tra l'altro la spinta è arrivata proprio dalle compagnie teatrali indipendenti, quindi a riconoscimento del fatto che c'è un fermento in questa regione che io credo sia importante valorizzare. L'altro punto, e ringrazio la presenza dei comuni presenti, alcuni dei quali sono stati citati da Francesca, Mira, Mirano, ringrazio anche il comune di Este, presente con 2 assessore alla cultura e all'ambiente, Beatrice Andreose e Luigia Businarolo, assessora alla cultura, che ringrazio perché c'è la disponibilità di alcuni comuni e non solo probabilmente i presenti in futuro a collaborare, perché la grande idea che oggi un po' presentiamo è quella di immaginare che ci sia una cultura diffusa attraverso un evento che verrà presentato successivamente, che a me piace immaginare che invada in maniera positiva i territori, anche gli spazi non convenzionali. Ricordo un'esperienza che abbiamo discusso nelle nostre riunioni tante volte, che era il famoso progetto della Puglia dei teatri abitati, un progetto bellissimo che ha dato gambe a tantissime realtà,
Ecco, mi piacerebbe l'anno prossimo, o da persona eletta o da cittadina, vedremo cosa succede, l'idea di dire ok, arriviamo io e Francesca a Milano, a Este, a Mira e osserviamo delle vetrine di persone, artisti, collettivi, sceneggiatori, un mondo che si presenta alla città attraverso una vetrina ma invade degli spazi bellissimi che sono quelli dei nostri comuni. Io me la vedo così, mi immagino di poter vedere una cosa del genere. Quindi ringrazio anch'io tutti i presenti perché davvero oggi sanciamo un po' un progetto, lo mettiamo nero su bianco, giusto Francesca? Indichiamo la strada anche a chi verrà dopo, perché io penso sia giusto concludere, no, questo momento dicendo fino a qui noi siamo arrivate, abbiamo fatto un lavoro bipartisan, io credo molto interessante, vediamo quello che in futuro riusciremo a mettere a terra. Io penso molto, perché quando le cose vengono fatte bene, indipendentemente poi da chi guida, vengono prese in carico. Quindi noi oggi sanciamo un principio e ci lavoreremo, indipendentemente dalla posizione che avremo, per realizzarlo anche dopo. Grazie. Allora io chiamerei a questo punto chi più di tutti ci ha condotto a questa giornata, quindi Anna Zago, presidente di RES, Rete Spettacoli dal Vivo, che vi illustrerà sicuramente in maniera ampia il progetto. Buongiorno, grazie. Prima di presentare devo fare veramente un ringraziamento particolare alla Presidente Scatto e alla Vicepresidente Ostanel, perché siamo qui oggi con una base progettuale grazie al loro ascolto, al loro sostegno. Questo progetto nasce in RES circa 3 anni fa, perlomeno il pensiero di questo progetto. RES è una rete di 30 compagnie private distribuite in tutto il territorio veneto e tra le nostre fila, durante le nostre riunioni, abbiamo iniziato a parlare di quello che poteva essere questo, abbiamo iniziato a ragionare su quello che poteva significare e delle necessità che potevamo avere come compagnia in questo territorio di uno strumento come la vetrina. Ma per capire esattamente di che tipo di strumento, siccome qui in Veneto una vetrina c'è già stata qualche anno fa, per capire esattamente di che tipo di nuovo strumento avevamo bisogno, abbiamo iniziato a confrontarci, e siccome non doveva essere un progetto solo di RES, ma doveva essere un progetto per la regione, per tutto il territorio, abbiamo iniziato a confrontarci con lo Stabile del Veneto, con Agis, con Arteven. Dopo questi primi incontri, finalmente, grazie all'aiuto appunto, proprio al vero ascolto e all'aver iniziato a progettare insieme, a capire insieme, a comprendere questa possibilità insieme alla dottoressa Scatto e alla dottoressa Ostanel, e grazie anche al supporto dell'assessorato ai beni culturali abbiamo iniziato, abbiamo creato un primo tavolo di lavoro per discutere quale poteva essere appunto, soprattutto se questo strumento fosse veramente valido e utile per le compagnie. Allora, perché pensiamo che lo strumento vetrina possa essere uno strumento utile per la Regione Veneto? Nonostante l'ottimo lavoro che viene svolto sia dal nostro circuito Arteven, sia dalle altre istituzioni, dagli operatori culturali, eccetera, esiste proprio questo problema, che è un problema cruciale, della distribuzione delle compagnie private professionali venete al di fuori del territorio veneto. Il nostro territorio è un territorio ricco di storia culturale, è una rete viva di compagnie, di reti, di teatri, di festival, di operatori culturali. Però questa ricchezza rischia e spesso non trova uno sbocco al di là, al di fuori del confine veneto e quindi nella distribuzione nazionale. Questo nonostante la qualità del lavoro.
Sicuramente il problema della distribuzione è un problema cruciale, un problema annoso che c'è da sempre, un nodo proprio nel sistema culturale italiano. Si producono opere di grande qualità, ci sono grandi artisti, grandi compagnie, nuovi linguaggi, eccetera, però queste opere non riescono a varcare il confine, a viaggiare, non trovano un pubblico. Questa frattura culturale è una frattura che non possiamo più permetterci. La mancanza di circuitazione diventa fragilità economica, diventa invisibilità, interruzione di percorsi artistici e quindi professionali. Significa non riuscire a restare in vita per molte compagnie, anche quando la qualità del lavoro è alta. E anche per il territorio significa una perdita di occasioni, di crescita, di dialogo, di attrattività anche culturale. Quindi la distribuzione dal nostro punto di vista è una questione strategica, è ciò che permette, come diceva Elena prima, a un ecosistema culturale di funzionare davvero, di essere forte, fertile, accessibile. Quindi non basta produrre, ma bisogna iniziare a far circolare, dobbiamo connettere, dobbiamo creare delle reti vere tra chi crea, chi produce, quindi chi programma e chi fruisce. Quindi serve un cambio di paradigma. Dopo questa prima tavola di incontro, quindi abbiamo iniziato a buttare giù delle piccole linee guida, dei punti su cui sviluppare questa vetrina. E io adesso vi mostrerò delle piccole slide e vi spiegherò più o meno quali sono state i primi punti, i primi cardini su cui abbiamo lavorato. Esatto. Allora, se investiamo nella distribuzione vuol dire che investiamo nel valorizzare, nel rafforzare, nel creare, nell'attrarre, quindi valorizziamo i talenti, rafforziamo il tessuto culturale, regionale e creiamo del lavoro stabile. Come lo facciamo? Abbiamo avuto precedentemente già degli esempi di vetrine, abbiamo studiato anche le vetrine che ci sono un po' a livello nazionale e anche internazionale. Abbiamo visto che forse dobbiamo creare un nuovo concetto di vetrina, un concetto che è meno vetrina passiva ma che diventa più un hub culturale attivo, quindi uno spazio di scambio, di visibilità, di costruzione di un futuro per le compagnie del territorio. E a questo proposito quindi prevediamo non solo un insieme di spettacoli da proporre agli operatori culturali nazionali e internazionali che verranno nel nostro territorio, ma anche una serie di pitching, di incontri B2B, di tavole rotondi, di networking, dinner, cioè un modo per cui anche, visto che il tema è non escludere nessuno, anche chi magari non sarà selezionato tra le 12-15 compagnie che potranno presentare il loro spettacolo avrà altre modalità per far vedere i propri lavori e per entrare in contatto con gli operatori nazionali e internazionali. Per fare questo, quindi, l'idea è quella di comunque creare delle opportunità concrete per tutti, non solo per le compagnie selezionate. Ci sarà una commissione artistica qualificata, ovviamente, che sceglierà una rosa di spettacoli che parteciperanno al bando, tra prosa, contemporaneo, under 35, nuove drammaturgie. E pensiamo di coinvolgere i giovani anche direttamente, magari facendo proprio una giuria popolare under 35 per selezionare gli spettacoli under 35. Dobbiamo trovare uno spazio adeguato, quindi una città, un paese, un territorio che possa accogliere 3 giorni di vetrina, 3 giorni di vetrina di operatori, di spettacoli, quindi che abbia degli spazi adeguati. E per fare questo abbiamo bisogno di una città o di un territorio che magari non sia dove si possa creare un turismo sostenibile, insomma, per evitare un po' magari l'overtourism. A chi è diretto praticamente questa vetrina? A tutti, compagnie, artisti, distributori, eccetera, ma abbiamo anche un pubblico indiretto che è il pubblico regionale, le istituzioni, le scuole, perché è vero che gli spettacoli verranno proposti agli operatori, ma in realtà sarà aperto a tutta la cittadinanza e vogliamo che il territorio sia completamente coinvolto. Per questo pensiamo di coinvolgere anche le scuole, gli studenti, chi sarà nel territorio con noi a lavorare.
Abbiamo anche iniziato a stabilire un budget, perché dobbiamo sapere dove stiamo andando, e il nostro primo budget, che è un budget, vi assicuro, risicato per quello che è il volume di lavoro che ci presenta, è questo che vedete. Abbiamo iniziato a fare delle stime, che sono delle prime stime ovviamente, e da qui siamo pronti a partire. Ora siamo felicissimi di aver lavorato insieme allo Stabile, ad Agis, ad Arteven, ma questo è solo è l'inizio di un lavoro. Il lavoro va costruito insieme, non è un lavoro solo di RES. Certo, noi ci stiamo mettendo tutto il nostro impegno e la nostra volontà e ci crediamo fortemente, ma deve essere un lavoro di tutto il territorio perché riguarda tutti quanti. Grazie. Grazie Anna, grazie anche per tutto il lavoro svolto. Allora, io a questo punto chiedevo agli assessori di Este se volevano dire qualcosa. Prego. Grazie mille, grazie per questo invito che è un invito prezioso per noi. Ho ascoltato con interesse anche la presentazione che è stata fatta prima, sia dalla Commissione e poi anche dagli specialisti su questo progetto. Io credo una cosa, che c'è il rischio concreto che tante proposte culturali, in questo caso nel mondo del teatro, però poi anche in generale, sono tanti i campi che avrebbero bisogno di una riflessione come quella che è stata fatta in questa sede. C'è il rischio che quello che di bello viene proposto e viene elaborato e che è frutto di una ricerca, di uno studio, di persone che hanno investito tempo, energie, anni proprio di preparazione per la realizzazione di un prodotto di tipo culturale, rischi veramente di andare perduto. Perché la cultura è questo, c'è chi la produce, ma la cultura rimane un pochino carta morta se non c'è chi poi ha la possibilità di fruirla. Di qui molto importante che ci sia l'idea di una rete che permetta a delle realtà di mettersi in vetrina, mettersi a disposizione, di essere selezionate, di conoscersi anche tra di loro, di scambiare idee e di investire su nuove progettualità, perché se no altrimenti non si cresce. Dall'altro lato ci sono i territori come il nostro. Noi siamo molto contenti che Este sia stato invitato oggi e che sia stato considerato come una possibile vetrina per spazio, insomma, che può essere messo a disposizione di questa iniziativa così importante. Credo sia veramente una cosa che permette un aiuto reciproco a chi si deve far conoscere, appunto per farsi conoscere, ma anche ai territori che in realtà, per quella che è la mia esperienza rispetto a iniziative in particolare teatrali, ma anche musicali, anche di altro genere, sono sempre molto molto ricettivi. Io vedo insomma le proposte culturali che si fanno riscuotono sempre un grande interesse di pubblico e anche diciamo diffuso sul territorio, perché stiamo parlando di centri piccoli ma non piccolissimi, che quindi si aprono anche a un territorio di centri ancora più piccoli che magari fanno ancora più difficoltà a produrre spettacoli culturali, a fare cultura. E quindi tutto questo diventa veramente un'occasione preziosa anche per il territorio per promuoversi, per farsi conoscere. Importante quello che si diceva prima sul turismo, non città, non realtà troppo turistiche, ma città che comunque una vocazione all'apertura e al farsi conoscere e al far conoscere a un pubblico sempre più ampio quelle che sono le bellezze e le risorse del territorio, sono pronte, sono disponibili e che quindi hanno tutto l'interesse, ricaveranno anche tutto il vantaggio da un'iniziativa di questo tipo. Quindi Este c'è,
È molto importante che si pongano le basi adesso per quella che sarà un'iniziativa futura, perché in un certo senso io credo che quelli che sono i lasciti di un percorso di anni, poi in qualche modo, quando sono cose valide, vanno sempre raccolte e portate avanti con ancora maggiore convinzione. Grazie mille quindi per l'opportunità. Grazie a lei. Io sarò molto breve perché chi mi ha preceduto ha detto... Prego, sì. Beatrice Andreosa, assessore all'ambiente e solidarietà del Comune di Este. Grazie. Ok, scusate. Chi mi ha preceduto ha detto molte cose e intanto ringrazio gli organizzatori di questo evento, ma volevo solo aggiungere molto brevemente questo aspetto. Il Veneto e non solo ovviamente, è un territorio diffuso di bellezza, di arte e di cultura. E al suo interno noi troviamo moltissime realtà culturali importanti, sia che esse siano collocate in posizioni centrali come Venezia, Padova o altre città importanti della nostra regione, sia che esse siano collocate anche nelle cosiddette città minori, che magari possono essere classificate come periferia. In realtà la centralità della cultura è diffusa ovunque ed io ovviamente parlo per Este, che qui in questa sede sto rappresentando. Este è senza dubbio un centro, è una cittadina di una straordinaria bellezza e di una storia antica. I paleoveneti hanno avuto il fulcro della loro civiltà nella antica Ateste, ma è anche un centro di diffusione culturale importante. Se parliamo, e qui mi fermo, esclusivamente del teatro, noi all'interno della nostra città abbiamo 4-5 compagnie teatrali, anche compagnie di giovani, ed abbiamo una serie di spazi molto importanti, carini, che possono per l'appunto ospitare eventualmente anche per più giornate eventi importanti e preziosi come quelli proposti in questa sede oggi. Ringrazio pertanto Presidente e Vicepresidente della Commissione Cultura per aver pensato alla nostra città. Grazie. Grazie a lei. Prima di chiudere chiederei al professor Panozzo dell'Università Ca' Foscari se ci dà un quadro, come sa fare lui, completo. Completo no, ma della situazione, insomma. Prego. Grazie. Completo magari no. Grazie. Grazie alla Commissione Cultura, Presidente e Vicepresidente. Dirò giusto 2 considerazioni, anche se me ne vengono in mente tante, avendo seguito questo percorso fin dal suo inizio, qualche anno fa si citava, in cui abbiamo cominciato a riflettere sulla opportunità, utilità dell'avere una struttura, anche se poi è diciamo più leggera che non qualcosa di fisico di questo tipo nella regione. Io insegno politiche culturali e quindi avere vicino un oggetto di politica culturale e parlarne per me è straordinario, no? Perché lo dice, non insegno solo teorie, esiste una politica culturale e questa è un pezzo di politica culturale molto significativa. È molto significativa perché va a toccare, come è stato accennato, un elemento cruciale nel lavoro culturale, ma nel lavoro teatrale in particolare, che è quello della circolazione e della distribuzione degli spettacoli. Noi in questa regione, io guardo soprattutto il teatro in questa regione, non abbiamo avuto per molto tempo, le cose sono un po' cambiate negli ultimi anni, ma per molto tempo non abbiamo avuto una cultura della distribuzione teatrale. Le compagnie non sono state compagnie di giro, cioè non avevano quell'ottica produttiva nel nascere, costruire, scrivere per far circolare, che poi era il meccanismo originario del teatro.
il teatro che ricordo nasce, lo ricordo a voi che lo sapete già, ma la prima compagnia teatrale d'Italia nasce in questa regione, il primo teatro commerciale nasce in questa regione, 1545-1633, quindi siamo il posto in cui l'idea che si produce per vendere e che ci vuole un meccanismo di mercato la sappiamo benissimo, perché siamo impresari prima che imprenditori. Prima ancora che ci fosse la piccola impresa nel nord-est, c'erano gli impresari del nord-est che facevano teatro e facevano teatro commerciale. Quindi c'è qualcosa nelle radici che in questo modo si recupera. Io credo che sì, è un'innovazione, ma è un'innovazione che affonda le sue radici in qualcosa di veramente profondo in questa regione, che ha fatto appunto teatro e impresa teatrale. C'è anche questo aspetto molto importante da sottolineare, perché questo risultato non sarebbe stato possibile senza una presa di coscienza progressiva delle compagnie che formano RES e un po' di altre di essere impresa culturale, di non essere un qualunque produttore culturale, ma di essere un'impresa che tratta risorse, ha delle competenze da mettere in campo, deve trovare anche risorse finanziarie e deve far uscire dei prodotti che devono circolare, perché il proprio equilibrio dipende dalla capacità di vendere questi prodotti. Tutte parole: prodotto, produzione, circolazione, distribuzione, che forse non stavano nel vocabolario comune della compagnia teatrale indipendente, almeno da quando le guardo io, quindi una ventina d'anni. Negli ultimi tempi, e qui devo dire anche grazie ad un'altra politica che è diventata culturale anche se non lo era originariamente della regione, nel promuovere con dei finanziamenti ad hoc anche lo sviluppo imprenditoriale delle industrie culturali creative, utilizzando strumenti che normalmente si usavano per altri tipi di industrie, e poi chiudo su questo punto. Quello, secondo me, anche qui, secondo me la regione è fondamentale nell'intervento, perché ha messo i semi per permettere questa trasformazione, che è prima di tutto una trasformazione culturale, cioè questa che è un'infrastruttura che costruisce mercato, funziona nella misura in cui chi viene messo in mostra, chi può proporre il proprio prodotto, ha una cultura della distribuzione del mercato. Questa non sarà una struttura magica, non è che vai lì e magicamente succede, perché il networking, lo stare nel mercato, l'avere anche delle competenze di vendita, distribuzione, significa avere delle competenze particolari, che però anche queste si sono costruite nel tempo. E ricito un altro episodio nel quale siamo coinvolti noi e lo Stabile in questo momento, che è un progetto che si chiama ProAgon, che è proprio dedicato alla formazione, all'introduzione di saperi e di competenze gestionali organizzative anche dentro la competenza attoriale. Cioè stiamo, come dire, provando, proprio in questi giorni, stiamo provando a vedere se è possibile, ma secondo noi è possibile, armare, dare delle competenze anche organizzative, gestionali, imprenditoriali a chi studia per fare l'attore e l'attrice. Perché è da lì che poi nasce la piccola impresa, no? Il momento di nascita della giovane compagnia, e le compagnie nascono, continuano a nascere, e questo è un bel segno. I nostri ultimi dati ci mostrano che le compagnie nascono ogni anno, è lì, cioè, noi lo sappiamo che quando uno fa compagnia all'inizio fa tutto, cioè monta il palco, tiene i conti, guida il furgone e poi sta sul palcoscenico. Ce l'hanno raccontato anche al convegno sul teatro popolare. Ecco, lì c'è un aggregato di competenze che diventano competenze gestionali, ma che magari sono implicite, no? Uno lo deve fare quella roba per fare andare avanti. Ecco, provare ad affinarle queste competenze e provare anche a dare un minimo di struttura, secondo me aiuterà nel tempo a dare ancora più significato a questo tipo di iniziative. Questo tipo di iniziative che, non dimentichiamocelo, arrivano adesso alla cultura e anche spingendo e anche facendo fatica, il resto delle imprese ce le hanno da tantissimo tempo. Quindi questa è secondo me una cosa importante, quando affermiamo che le imprese culturali sono imprese, che le imprese teatrali sono imprese, significa che vanno trattate come le altre imprese. E quindi bisogna dargli, come in tutti gli altri settori economici, le stesse opportunità di visibilità, di manifestazione delle proprie idee, di ricerca di finanziatori. In questo momento non succede così naturalmente. In questo momento, se ti chiami startup digitale e hai 24 anni, vieni ricoperto di denaro.
per la tua impresa, ma se ti chiami Giovane Compagnia Teatrale e hai 24 anni, chissà perché, anche se vuoi fare impresa, non hai un meccanismo che ti dà quelle risorse. Quindi questo, mettendo vicino le politiche culturali, si spiega anche come generazionalmente, no? A una generazione, da un lato vengono offerte tantissime occasioni, vengono invitate a fare, dall'altro sono quasi disincentivati a fare quella strada. Però, ripeto, i segni sono ottimi da questo punto di vista. Noi, costruendo l'osservatorio delle arti performative e della cultura, abbiamo notato veramente una vivacità e anche una capacità di rete, grazie a RES e ad altre occasioni che si sono create, ma una capacità e una voglia di fare rete che anche qui non c'erano prima, e dimostrano anche la presenza di una comunità che può reggere, no? e diventare protagonista anche di una configurazione come quella della vetrina. Grazie, bravi a voi per l'idea. Grazie professor Panozzo. Allora, che dire, il progetto l'abbiamo presentato. Ringrazio nuovamente tutti coloro che sono qui e soprattutto tutti coloro che ci credono. Noi ci crediamo profondamente e speriamo veramente che questa non sia la fine, ma assolutamente un inizio, e specialmente anche tenendo conto delle parole del professor Panozzo, se è un'impresa deve essere trattata come tale. E direi che su questo penso siamo tutti d'accordo. Elena. No, niente, solo per ringraziarvi di nuovo, per ringraziare in particolare, prima non l'ho detto, anche la struttura, quindi la dottoressa Bressani, perché nel lavoro che abbiamo fatto è stata importantissima, RES, Teatro Stabile, Artevena, anche se oggi non è presente, e ricordo di nuovo i comuni, perché per me, quindi Este, Mira e Mirano, che sono presenti, perché credo davvero che questo ecosistema di cui abbiamo parlato vada molto e debba valorizzare molto dei territori, dei nostri comuni, che hanno bisogno di avere la presenza di cultura, magari ancora di più di quello che fanno, e spero con il sostegno di questo progetto che arriveremo davvero al risultato a breve. Poi Grazie. volevo dire anche un'altra cosa, perché poi le cose siccome vedo Vilma davanti, e devo dire che a Mirano lo lascio, non perché non abbia importanza, ma perché Mirano eccelle sempre. Adesso sono in pieno Festival dell'Acqua e hanno delle iniziative sempre fantastiche, ma anche a Mira, devo dire, cioè, domenica mattina sono stata a fare colazione alle 8:30 a Villa Widman, cosa che vi invito a fare perché è assolutamente fantastico. Ma perché? Perché sono riusciti a mettere insieme delle realtà culturali locali che stanno facendo vivere il territorio, e quindi io veramente sto toccando con mano che questa cosa si sta espandendo a macchia d'olio, e allora vuol dire che dobbiamo insistere e che dobbiamo esserci sempre, dando la cura e prestando la cura a tutto ciò che ci circonda, soprattutto le persone, oltre che il territorio. Grazie.